Io innanzitutto vorrei scusarmi con i telespettatori e con le telespettatrici soprattutto per le condizioni, diciamo, non felici della mia immagine questa mattina. Vengo dall'Aula Bunger di Palermo, dove sono avvocato di parte civile di una famiglia di vittime della mafia e ormai divido la mia vita con Totò Pennica. Ieri sera abbiamo fatto presso di voi un bellissimo dibattito che invito tutti i telespettatori a vedere, estremamente istruttivo, e stamattina eravamo anche, veramente Pennica si è fatto sostituire, ha potuto riposarsi, all'Aula Bunger, lui difensore di Fragapane e Castronovo, due imputati, e io appunto delle vittime della mafia. Io intendo giocare la mia immagine nazionalmente per il riscatto di questa terra. Vado a Piacenza perché Pierluigi Bersani deve fare innanzi ai piacentini, ai bolognesi, agli emiliani, ai romagnoli, innanzi all'intera Italia, la figura di Ponzio Pilato, di colui che si lava le mani e non ha il coraggio delle scelte. Io vado a Piacenza, incontrerò i giornalisti di Piacenza, distribuirò un documento a Piacenza, un documento dove si spiegherà ai piacentini e si rivolgeranno delle domande a Pierluigi Bersani quello che avviene in Sicilia, dove tutti i sondaggi ufficiali fatti dalle migliori agenzie, la Ipsos, ma anche l'Istituto Piepoli, quello consultato da Minacori e compagni, dicono che Arnone arriverà al ballottaggio ed è il grande favorito. Bene, ad Agrigento non si sono organizzate le primarie, come non si stanno organizzando a Raffadali, perché le primarie fanno molta paura a Capodicasa e a Crisafulli. E chi sono Capodicasa e Crisafulli a cui fanno paura le primarie che potrebbe tranquillamente vincere Giuseppe Arnone? Sono coloro che hanno calpestato la questione morale all'interno del Partito Democratico. Sono coloro che stanno al centro di rapporti assolutamente torbidi. I colloqui di Crisafulli con il mafioso Bevilacqua a Enna, i colloqui di Capodicasa a Campobello di Licata con il mondo dei Gueli, la commemorazione di un sindaco sciolto per mafia a colpi di insulti ai magistrati, ai carabinieri ad Arnone, sciacalli, iene e corvi. Bersani deve sapere formalmente queste cose, le deve sapere davanti ai piacentini. Quando Arnone, come è probabile, vincerà le elezioni, Bersani dovrà chiedere scusa a tutti i siciliani e finalmente in Sicilia potrà avviarsi il rinnovamento vero e serio del Partito Democratico. Io per la città di Agrigento e per l'intera Sicilia sono disposto a porre in essere una grande scommessa. Il mio volto oggi significa il rinnovamento della Sicilia, di un uomo che coerentemente si è battuto da sempre per il riscatto di questa terra, combattuto quest'uomo da gente come Crisafulli e Capodicasa, con Bersani nel ruolo di Ponzio Pilato. Lo dirò a Piacenza sabato mattina.